Sì, oggi abbiamo deciso di convocare questa manifestazione sit-in dinanzi alla Prefettura e cercare di consegnare un documento alla Prefettura, abbiamo inviato anche a tutta la Deputazione regionale, al fine di rendere pubblica la grave situazione che investe l'ente di prossimità, che garantisce una quantità enorme di servizi ai cittadini, che da ormai diversi anni regge sulla buona volontà di pochi lavoratori che sono rimasti in servizio a 21, 18, 24 ore. Il problema fondamentale è che la rigidità della normativa di sistema non impedisce a questi comuni di effettuare il turnover in maniera adeguata. E la cosa ancora più particolare è che appunto la incapacità anche di avere entrate proprie blocca il processo di rinnovo del personale. C'è ancora una cospicua parte di lavoratori che necessita l'adeguamento contrattuale, senza il quale è davvero impossibile mantenere dei livelli di servizi che possono essere ritenuti accettabili. Il nostro è un grido di allarme, nel senso che se non si interviene attraverso l'introduzione di alcune deroghe che abbiamo inserito nel documento che consegneremo oggi al Prefetto, gli amministratori non potranno in nessun modo, in nessun caso porre rimedio a questo stato di cose. Quindi chiediamo, appunto perché c'è una specificità particolare nei comuni di quest'isola, nei comuni della provincia di Agrigento, che come noto non brilla per capacità amministrativa, chiediamo che si intervenga al fine di garantire i servizi ai cittadini, perché a questo punto i servizi sono davvero a rischio. Sì, siamo qua proprio per questo, perché c'è una crisi finanziaria degli enti locali. I comuni sono gli enti che sono più a contatto con i cittadini. I lavoratori pubblici che noi rappresentiamo sono quelli che danno i servizi principali e quindi è necessario che sia il governo nazionale che quello regionale si rendano conto di queste problematiche della finanza locale, ma anche un supporto ai comuni. Si parla per esempio per ora del PNRR, e allora sono a rischio i miliardi che sono stati stanziati per il PNRR. Quindi è necessario rafforzare i comuni e per questo bisogna rafforzare i dipendenti del pubblico impiego. In primis oggi abbiamo la rivendicazione per quanto riguarda i precari. Gli ex precari, che sono lavoratori a part-time, la grandissima parte dei dipendenti comunali, che hanno sulle proprie spalle la gestione dei servizi pubblici e che io so per esempio nel settore della polizia locale ci sono problemi enormi per fare i servizi principali, sono servizi inalienabili che bisogna fare per forza. I lavoratori fanno i sacrifici e contribuiscono per quello che possono fare, quindi è necessario che almeno i soldi derivanti dai pensionamenti vengano reinvestiti sul personale, che la Regione rimpingui il fondo che è stato fatto per la stabilizzazione, che si ponga fine all'utilizzazione degli ASU, i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, che sono gli ultimi precari della Sicilia, perché sono 4.000 in tutta la Sicilia, in provincia di Agrigento ce ne sono parecchi. Quindi noi chiediamo che ci sia questo aspetto e chiederemo a Sua Eccellenza la Prefetta di poter portare queste istanze a livello superiore. Il sit-in di oggi va in questo senso, per sensibilizzare il governo regionale e il governo nazionale affinché si facciano delle modifiche normative che consentano un processo, diciamo, di rinnovo degli enti anche assunzionale da questo punto di vista. Tenete presente che gli enti è da 10 anni che non fanno assunzioni, l'unico percorso che c'è stato è la stabilizzazione e malgrado questo non si riescono a erogare i servizi ai cittadini. Se non si fanno delle modifiche strutturali e si consente agli enti nella fattispecie di avere risorse in bilancio da poter spendere e non vincoli, ci vogliono delle deroghe ben precise che consentano nella fattispecie a un processo di rinnovo degli enti in generale.